finalmente si mette a punto quello che dice la legge regionale per la costituzione delle medicine di gruppo, che sono propedeutiche poi alla medicina integrata, quindi un posto dove lavoreranno tutti i medici afferenti al comune di Susegana, quindi offrendo un orario di apertura maggiore. Peraltro, come ho sempre detto e come anche l'ULSS ha sempre detto e come anche la legge specifica, con il mantenimento assolutamente degli orari di apertura delle sedi periferiche, per cui sì, aprirà questa medicina di gruppo all'interno di una struttura che è nel comune di Susegana, ma gli ambulatori di Collalto, Colfosco e Ponte della Priula continueranno a lavorare come prima, con i medesimi orari, con i medesimi medici, per cui nulla cambierà, anzi sarà una risposta territoriale di salute maggiorata rispetto alla precedente. Faccio un esempio: se una persona abituata ad andare nell'ambulatorio di Ponte della Priula in un pomeriggio si trova nella condizione di aver bisogno del suo medico e magari quel pomeriggio non è orario di apertura del suo ambulatorio di pertinenza, potrà afferire tranquillamente all'ambulatorio di Susegana, dove ci sarà una medicina di gruppo aperta 8 ore ogni giorno, per cui una risposta di salute aumentata rispetto a quello che era la risposta di salute finora.